quando di solito c'è un crollo psicofisico si sopperisce con la tecnica e con l'esperienza, cosa che non c'è in questo... Ma scusate, 15 giorni il Napoli ha giocato a Torino, ha fatto una grande partita a livello proprio atletico, fisico, allora ci sta questo crollo o no? Perché se 15 giorni fa corrono come i pazzi, al di là del risultato che è scaturito dai rigori, allora ci sta o no questo crollo? Ma sicuramente... Ma scusate, c'è stato uno spogliatoio spaccato, ma lo spogliatoio non si è spaccato per la condizione fisica, credo che sia spaccato, sono venuti meno quei valori che li univano tutti quanti per altre motivazioni, ci sarà anche un calo fisico. Credo così determinante da indurre il Napoli ad essere sconfitto per 7 partite consecutive. Ci stanno altre motivazioni, credo io. C'è tutto. Mi inserisco, ma purtroppo ho visto troppo calcio e l'ho visto in tutto il mondo per credere ancora alla favola dello spogliatoio rotto. No, non è, Antonio, scusami, non è una favola, non è assolutamente una favola. Questo dello spogliatoio del Napoli è spaccato. Io penso che lo spogliatoio è spaccato. Sicuramente al Napoli manca... Anche per questioni economiche. Scusami Antonio, per quello che diceva Gianfranco, ma ci sono troppe cose, diciamo, per quanto riguarda... Guardate, il calcio è fatto di 3 elementi: uomo, spazio, palla. Questi sono i 3 elementi che insegnano i grandi maestri del calcio internazionale, cioè la tecnica individuale, la preparazione atletica e l'organizzazione tattica. Il resto è una favola che viene ben raccontata dai giornalisti e dagli allenatori per giustificare quelli che sono dei deficit professionali. E qua manca lo spazio allora, secondo perché io penso che a Napoli manca sicuramente una base di preparazione, perché all'inizio, come giustamente hai detto tu, il Napoli ha fatto una preparazione leggera, basata sulla velocità, è normale, è come costruire una casa e fare senza fondamenta, logicamente si paga, però Antonio non è la prima volta. Se anche noi giornalisti cominciamo a parlare come si parla nei bar, allora non c'è più differenza tra gli opinionisti e i frequentatori dei bar dello sport. Si possono immaginare tante cose, chi ci sta invece con le mani dentro può darsi che ne sappia qualcosina in più, senza andare al bar, sai. È stato solo un momento, passa tutto. Torneremo come all'inizio, non ti preoccupare. E al bar vado a pigliare solo il caffè. Senti, scusami Antonio, giusto per dire, ma giustamente tu dici, anche noi giornalisti, però intanto voglio dirti, tutti i giornali parlano di questa cosa, per esempio prendi anche la collega Monica Scozzafava che hai letto sul Corriere, dice Napoli ritiro forzato perché diciamo il dietro le quinte di una caduta proprio, e che si parla anche proprio di veri e propri 2 clan, diciamo, se non addirittura 3. Scusatemi, ma secondo me vi faccio una domanda e io non mi interesso da un po' di anni soltanto di sport, dopo aver visto calcio in tutto il mondo e aver fatto credo 13-15 anni di Supercoppe europee e 4 campionati del mondo. Poi però io vi porto un esempio molto banale nella speranza di convincere qualcuno, ma nelle aziende quando si litiga, quando gli affari vanno male e i conti non tornano, o quando gli affari vanno a gonfie vele? No, quando vanno male sicuramente. Quando c'è un deficit sul piano atletico, quando mancano i risultati, nello spogliatoio si finisce per litigare, ma la lite dello spogliatoio, il cosiddetto spogliatoio che si rompe, è un effetto, non è la causa dei risultati cattivi. Questo è quello che penso io, ma sono pronto a rispettare le vostre opinioni. Gino Padrone ti vuole fare una domanda e poi ti lasciamo, Antonio, e ti ringraziamo. Antonio? Sì. Che pensi, che si riprenda il Napoli al più presto oppure veramente... Ne sono certo, soprattutto se i tifosi lasciano lavorare in santa pace la società e soprattutto la scuola. Io voglio dire una cosa Reia in questo momento ha dimostrato, almeno negli ultimi tempi, attraverso alcune sue scelte contraddittorie, di non avere le idee chiare. Aiutiamo Reia, aiutiamo i giocatori a ritrovare la strada maestra. Antonio, ma non pensi che il Reia sia condizionato?
Non pensi che Rea subisca, è una persona che io stimo moltissimo, anche da un punto di vista tecnico, lo voglio dire, anche se forse con me nessuno è d'accordo, però quello che ha fatto a Napoli, lei è stato grande. Non pensi che lo stiano condizionando negli ultimi tempi? Scusami, io... Non voglio fare nomi. Che era centrocampista del Palermo nel 1970 a Grado. Pensa da quanti anni io conosco Rea e da quanti anni sono suo amico. Lo stimo, è un bravo tecnico, però come tutti i professionisti possono avere dei momenti di incertezza, soprattutto in un gioco come quello del calcio fortemente condizionato dai risultati. Io dico che se si consente a Rea di ritrovare la serenità, se si consente alla squadra e si costringe anche la squadra a recuperare i buoni risultati attraverso il lavoro, quindi attraverso l'organizzazione tattica provata sul campo, con il provare e riprovare i meccanismi di gioco e migliorando la preparazione atletica, i risultati non possono non venire. Ecco perché io ho fiducia nei professionisti del Napoli e quindi è possibile quanto prima perdonare qualche sbandata ai giocatori. È giusto lasciar lavorare il Napoli, perché è soltanto attraverso il lavoro e non attraverso i sospetti e le chiacchiere, le favole, che si può ritrovare la strada dei grandi risultati. Io ti ringrazio di essere stato con noi, Antonio, ti saluto. Un saluto affettuoso e ti saluta tutto lo studio dei Fatti di Napoli. In particolare a tutti i miei colleghi, a Rivellino, Rosario e al grandissimo che è Benedetto. Grazie.